Attenzione, se vostra moglie vi dice hai detto qualcosa di veramente sensato, non è un complimento, è un'offesa, perché vuol dire che la maggior parte delle volte sparate minchiate. Perché vi dico questo? Che io già quando insegnavo spiegavo agli alunni che la lingua italiana spesso e volentieri è molto ambigua ed è difficile capire dove si vuole arrivare, di che sto parlando. E i ragazzi naturalmente facevo l'esempio quello classico, ho visto un uomo col binocolo, ma il binocolo chi ce l'ha? Io che lo guardo o l'uomo che è col binocolo? Ed è difficile appunto capirlo. Tra l'altro alcune volte viene fatto in maniera volontaria, tante volte anche involontaria. Per esempio, penso che sia stato involontario che all'aeroporto un tizio che tornava dall'Asia da un viaggio di piacere, quando gli hanno chiesto alla dogana ha niente da dichiarare, ha risposto: ma l'albergo era pulito, l'accoglienza buona, solo come mangiare non si beva. Ora, è chiaro che a questo punto io penso fosse in buona fede, perché la verità è che quando andiamo all'estero e torniamo, la prima cosa che ci chiedono amici e parenti è: ma già come si mangia? Come se uno partisse per mangiare. E quindi è difficile disambiguare il discorso, perché tu non sai se uno sta parlando in buona fede o in mala fede. E tante volte gli incidenti possono portare anche a qualche mala primonia, qualche malo rifriddore. Di che sto parlando? Un amico mio che fa il medico a dicembre è stato nel Trapanese per un convegno. Il convegno è finito tardi, poi la cena, periodo di Natale, l'una di notte, stanchissimo. Io me ne vado in albergo, non rientro a Palermo. Primo albergo esaurito, secondo albergo esaurito. Al terzo albergo, senta, datevi un posto per dormire perché io diciamo, non posso guidare, quindi devo dormire da qualche parte. Al che il direttore dell'albergo gli senta, una camera ci sarebbe, ma è senza finestra. A questo punto mi racconta l'amico mio, Giovanni, a me che fregava che non c'era la finestra, ho detto che aveva il un panorama. E io ho detto sì, credimi, mi sono svegliato un ghiacciolo, perché mancava finestra, mesi di dicembre, molto rifritto. E quindi di che parliamo? Cioè, ecco, manca la finestra, che significa? E allora lì ti rendi conto che la lingua italiana è veramente disgraziata. Ma alcune volte, ripeto, diciamo, gli equivoci nascono forse da eccessiva spontaneità. Io ho un cugino che lavora al museo e recentemente una turista gli ha chiesto scusi quel vaso di che epoca è? E mio cugino ha risposto signora questo vaso ha 805 anni e 7 mesi. La turista è impazzita. Ma io sono stata al Louvre, sono stata al Prado, sono stata al Museo di New York. Uno così esperto come lei non l'ho mai incontrato. Ma come fa a essere così preciso? E mio cugino, semplice signora. Quando mi sono impiegato qua, il direttore mi ha detto attenzione a questo vaso che ha 800 anni. Io lavoro qui da 5 anni e 6 mesi, un conto è fatto. Quindi che gli dici? E quindi non solo la lingua, ma anche il modo di pronunciare le cose tante volte è ambiguo. Io per esempio sono stato a Bruxelles a esibirmi per i nostri emigrati e gli amici che mi hanno ricevuto, che erano amici di Favara, mi hanno detto Giovanni che vuoi fare in questi 4 giorni? Perché tu non vai là per esibirti un giorno e basta. Come sapete a Bruxelles dopo 2 giorni hai visto tutto. Dico guardate, io so che qua vicino c'è la Vallonia, la regione dove c'è Waterloo, la famosa piana dove ci fu la battaglia di Waterloo. Che fammi ci portate? Perfetto, mi portano lì, una cosa splendida, organizzazione, musei storici, cose napoleoniche a destra e a manca. Chiedo agli amici che vivono lì da 40 anni, ma si dice Waterloo o Waterloo? Gli amici non lo sappiamo. Vedo un tizio che mi sembra molto esperto, che fa da guida a una comitiva e mi avvicino. Vedo che parla in francese e io riesumo un po' il minimo di francese che so. Dico, pardon, s'appelle Waterloo o Waterloo? Se vado a dirlo italiano, dico sì. Dice, allora io lo dico in italiano, si dice Waterloo. Dico scusi ma lei è del luogo? Dice no, che sono in vacanza.